Dopo una settimana di annunci e smentite, gli Emirati Arabi Uniti invieranno i caccia a supporto dell'operazione in Libia. La destinazione rimarrebbe lo scalo sardo, come stabilito prima dell'ingresso della NATO nei giochi di guerra. Non si sa quanti saranno i velivoli. Fonti americane ieri avevano parlato di 12, ma informazioni ufficiali non ce ne sono. Si rafforza la presenza militare nell'isola anche con l'arrivo di navi da guerra. Quella tedesca arrivata ieri in porto a Cagliari era stata preceduta da una fregata inglese in sosta tecnica venerdì scorso. Intanto i pacifisti fanno sentire la loro voce. Stamattina uno storico gruppo di indipendentisti guidati da Dodone Meloni ha montato tende e bandiere a pochi passi dalla base per dire no all'intervento militare in Libia. Per loro è comodissimo venire dalle Libia in Sardegna, sbarcare in qualsiasi parte della Sardegna, venire, mettere delle bombe, fare qualche altro atto, per loro sarebbe la più grande comodità. Perché noi sardi dovremmo subire queste cose qua? Se ne devono andare, guerre fondate in Sardegna, non ce li vogliamo mai. Se ne devono andare tutte le basi, decimo non ci depide, sì, punto e basta, come Capofrasca e tutte le altre servitù militari.